la parte che riguarda le notizie sul settore giovanile e le modalità di tesseramento. Adesso ciao. Allora, vi ricordo che erano quattro classi partecipanti. Partiamo dal quarto posto, punta B, 7 punti nel lungo, 9 nel vortex, 7 nella staffetta e 7 nei 50 metri, per un totale di 30 punti. Quindi le bambine e bambini del quarto B Ciao. Con 33 punti abbiamo il terzo posto, la quinta B, con 10 punti nel lungo, 7 nel vortex, 8 nella staffetta e 8 nei 50 metri, 33 punti finali. Terzo posto per la quinta B. Allora, per creare un po' di suspense, chiamiamo contemporaneamente la quinta A e la quinta B e diremo solo quando raggiungono la pista chi è secondo e chi è primo. Quindi chiamiamo in pista la quinta B e la quinta A, la quinta C, scusate. Allora chiamiamo la quinta C e la quinta A e ancora non vi diciamo chi ha vinto. Quarto posto la quinta B, terzo posto la quinta B. Come ti chiami? Brava Aurora. E adesso partiamo chiaramente dalla seconda posizione. Il secondo posto alla quinta A con 8 punti nel lungo, 8 nel vortex, 9 nella staffetta e 9 punti nella 50 metri per un totale di 34 punti. Chiamiamo le insegnanti. Allora, gli insegnanti della quinta A hanno ottenuto 34 punti gli atleti della quinta A. Allora vogliamo in pista l'insegnante della quinta A. Vogliamo in pista l'insegnante della quinta A. Sono andati a prenderla. E fanno bene giustamente i bambini, devono coinvolgere i loro insegnanti. Non avevo anche un insegnante della quinta A. E adesso proclamiamo la quinta C vincitrice della prima edizione del progetto scuola, che ha ottenuto 39 punti, con 9 punti nel lungo, 10 nel vortex, 10 nella staffetta e 10 nei 50 metri piani. Quindi un applauso e complimenti alla quinta C che si è aggiudicata la coppa che è stata consegnata da Alessandra Ceccarino. Quindi un grazie a tutti e un arrivederci al prossimo anno se ci saranno le condizioni per poter ripetere l'iniziativa. Grazie a tutti, giro di campo da parte di tutti i mini atleti della quinta C.
E un arrivederci a tutti, un grazie, lo devo ribadire agli insegnanti, agli istruttori, agli amici del Circolo Amatori Nuoro che hanno dato una mano stamattina al campo, un grazie alla FENSEC che ha offerto le pastine per diciamo, il rinfresco finale. Grazie a tutti, un grazie anche al gestore del campo scuola. Il sistema informatico Sigma si chiama, che in tempi celerissimi ha fornito